È arrivato questa mattina anche il sostegno da parte del presidente del Consiglio regionale Michele Pais alla richiesta al ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini di attivare il processo di istituzione dell'autorità di sistema portuale del Nord Sardegna. Un documento partito ieri dal presidente della regione Cristian Solinas, che ha chiesto nei fatti un intervento del ministro per un territorio che, secondo Solinas, nonostante la funzione strategica, risulta escluso tanto dalle strategie europee quanto nella programmazione delle risorse stanziate per il raggiungimento degli obiettivi strategici europei, nazionali e regionali. L'istituzione dell'autorità di sistema portuale del Nord Sardegna, stando alla richiesta da parte della regione, dovrebbe comprendere gli scali di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura, un'istituzione necessaria, secondo il presidente del Consiglio Pais, per raggiungere quegli obiettivi di sviluppo e di coesione territoriale necessari allo sviluppo economico della Sardegna nei prossimi anni. Ragion per cui, secondo Pais, l'iniziativa del presidente Solinas va sostenuta non solo per tutelare le peculiarità del tessuto economico della parte settentrionale dell'isola, ma per rafforzare il ruolo dell'intera Sardegna in Europa. Aspettiamo con fiducia l'intervento del ministro, conclude Pais, per legittimare dei territori che, nonostante la posizione strategica, risultano ancora oggi in secondo piano rispetto ai piani nazionali ed europei.